Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Corte d'Appello di Palermo ha emesso 20 condanne nell'ambito del processo Kerkent. Questa inchiesta, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia sotto la guida del vicequestore Roberto Cilona, ha fatto luce sulla presa di potere da parte della famiglia mafiosa di Antonio Massimino. La Corte ha confermato la condanna di Massimino a 20 anni di reclusione, ma lo ha prosciolto dall'accusa di violenza sessuale. 2 incidenti stradali si sono verificati nell'Agrigentino, il primo lungo la via Dante. Secondo i primi accertamenti, un uomo alla guida di una Smart avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un'auto parcheggiata che si sarebbe successivamente capovolta. Il secondo sinistro invece si è verificato lungo la statale 115, vicino alla galleria Belvedere, in cui una persona sarebbe rimasta ferita e trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II. Paura a Palermo poco dopo le 20 per un allarme bomba che è stato lanciato in Piazza Verdi a causa di uno zaino sospetto in ufficio postale. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti sul posto e hanno transennato la piazza del Teatro Massimo e impedito l'accesso in via Macheda. Gli artificieri della Polizia di Stato, inoltre, hanno fatto brillare lo zaino e l'allarme è stato revocato. Un uomo di 36 anni residente in provincia di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe commesso circa 40 episodi di abusi sessuali aggravati nei confronti del figlio della compagna tra giugno 2010 e marzo 2012. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.